Mogliano Veneto volta pagina e archivia definitivamente le vicissitudini che hanno attraversato la vita politico-amministrativa della comunità sulla centralissima area di via Zermanesa. L'ex area Macevi da fine giugno ha tagliato il nastro del nuovo superstore marchiato a Cadoro, un centro per il commercio che è l'asse di rotazione di un importante progetto di rigenerazione di una superficie centrale della città, un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che riqualifica oltre 40.000 metri quadrati e che diventerà un nuovo polmone per i cittadini, con marciapiedi e piste ciclabili costeggiate da molto verde. Un bel esempio di gioco di squadra tra il pubblico e il privato, vicino a un centro cittadino, andando anche a riqualificare un'area che viene restituita ai cittadini dopo essere stata ripulita degli aspetti di degrado. È una cosa bellissima perché si apre una nuova prospettiva di Mogliano, scopriamo questo nuovo angolo, il retro dell'abbazia, il Brolo, che vengono assolutamente esaltati da questa nuova prospettiva e da questo nuo parco. È una dimostrazione di eccellenza, è una dimostrazione proprio di saper valorizzare quello che il territorio dà. Qui a fianco abbiamo delle ville bellissime, abbiamo un patrimonio monumentale che tutti ci invidiano e quindi la nostra genialità, i nostri artigiani, le nostre imprese sanno dare questo. Un superstore marchiato Cadoro che, come per molti altri punti vendita della catena, punterà sulla qualità e sulla cortesia e valorizzerà nella fornitura i produttori più vicini. Siamo nati sempre credendo di fare un servizio ai consumatori, puntando sempre sulla qualità e sulla gentilezza dei nostri uomini, del nostro personale. Questo il consumatore deve essere come a casa propria, decidere e sapere che è ben servito, che è ben tutelato, sia sulla qualità che il servizio stesso. Dietro l'insegna un progetto unico nel suo genere che vanta l'installazione di barriere fonoassorbenti, superfici fotovoltaiche e un sistema di recupero dal freddo alimentare che consente riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera pari a 87 tonnellate all'anno. Chi interviene ha la responsabilità di rendere Mogliano più bella. L'idea che questo intervento regala alla città un parco nel centro, che è uno dei percorsi ciclabili e pedonali, per cui uno spazio non privatizzato ma attraversato liberamente. E l'idea che uno si volta intorno e vede dei progetti architettonici di alto livello sia un bel modo di interpretare oggi l'alleanza pubblico-privata.